d'estate, soprattutto d'estate, era ben sugata i russi, cioè dai torrentelli, che sono le plengli di torrentelli. E da che si metteva insieme sia l'utile che il dilettevole. Si costruiva dighi, si usava a fare il bagno, dopo qualche poccia un po' più grande, ma si usava anche a chiappare i gambers, a chiappare i marsons, che sono dei pesciolini grassi così. Il gamber esige l'acqua pulitissima. In Daca il gamber si può bere tranquillamente, perché basta un minimo inquinamento e il gamber sparisce. Quindi lì era pieno di gambers, noi mangiavamo sempre gambers durante la stagione buona. Era probabilmente era il 55-56, quando è arrivato il Tide. Il Tide è stato il primo detersivo, è arrivato prima dall'uomo, prima dall'ava, e erano i primi detersivi in polvere. E le nostre smari hanno cominciato ad adoperarlo. E naturalmente, essendo che lì non era fognaduris, ma la laga veniva disperduta così, nel giro di poco tempo i residui dei lavaggi col nuovo potentissimo mezzo, quindi abbandonata la lisciva, non sai se qualcuno sa che è la lisciva, abbandonata la lisciva che era una roba naturale fatta con la cinese e con l'aga, droppante il Tide che è molto più facile e molto più pratico, dal giro di un anno o due i gambers sono spariti. E quindi qui bisogna sempre stare attenti all'aspetto ecologico che non è indifferente, no?